Buonasera ai nostri amici da casa, Buonasera. Bentornati al nostro consueto appuntamento con la cucina. Ai nostri festeggiamenti. Esatto, i nostri festeggiamenti, il matrimonio che continua tra la cucina della tradizione padovana e il vino Durello della Lessinia, e oggi parleremo di un primo piatto che non ha bisogno di grandi presentazioni, perché qua sui Colle Ugani in modo particolare tira alla grande, e parliamo dei bigoi, ma non i bigoi soliti con ragù, i bigoi in salsa. Ma se puoi fare un matrimonio con i bigoi in salsa? Sì, se puoi fare. Che... Sì, che ne sei. Un altro anche piatto può ma quei che piace è tradizione. E se ricercatori di questi piatti qua, perché noi altri cerchiamo di riproporli? Perché i piatti che sono buonissimi, ti danno una soddisfazione incredibile che ti in bocca, ti senti proprio tutto il suo gusto, e nessuno li conosce, i giovani non li conosce. Perché? Perché in casa i piatti che non si fa più. Per quello che vogliamo riproporli. Femo sti bigoi. Femo sti bigoi. E ora sappiamo la farina, gli ovi e femo i bigoi. Il bigo fatto come? Col bigo aro, perché se è importante il bigo aro. Questi se col bigo aro, però in casa non si può farli col bigo aro. In casa credo che si possa andare al supermercato e che sia dei buone ditte che fa dei paste fresche che fa i bigoi. E dopo noi altri sappiamo le nostre sardelle, che è il sardè che si trova sotto in scatola e se lava bene, se che cava l'isca dentro e si batte e si pesta proprio tantissimo, finché si riduce in poltiglia proprio. Mi ho fatto una variazione, perché ho visto che ai putei cominciava a piacere di più, e anche ai signore che ne vuoi scoperto? sentire. Ho scoperto che metto dentro una scatoletta di tonno. Tonno. Sì, anche quello pestà e un cucchiaio di capperi. Noi altri mica metto quei che trovo qua a Monselice. Nasce spontanei, sti capiti, a torli, ecco, avremo anche noi altri una pianta. Si dice preso in prestito. No. Questa effettivamente. Questo vuol dire che qua che c'è un clima particolare. No, questa è una pianta che magari ha una cugina di Giorgio che viene proprio da Arqua. Questa è proprio la pianta di Arqua. Ecco, allora quando che abbiamo mischia tutti questi ingredienti, viene fuori questa salsa che vediamo qua davanti, e fa sobbollire i bigoi in acqua e sale grosso, che metto quando chise cotti i scolo e che metto il condiso. Ecco, mi raccomando una cosa, i sardei quando chese pestà bisogna metterle dentro a un olio che prima ho aromatizzato con poca di cipolla, però bisogna buttarle dentro con l'olio boie, ma proprio boie tanto, però quando che arriviamo ad avere questo risultato l'olio non va più da boiare, perché sennò è il sa da bruciare. Cioè queste due accortezze, all'inizio a olio bollente e alla fine a temperatura media. Adesso vi mostro il nostro vestito il piatto dei bigoi in salsa. Ho messo il fioretto del cappero e un cappero che esedrio farsi. Giorgio, allora questo piatto che una volta del solito si mangiava anche a vigilia de Pasqua, è un piatto della vigilia, anche la vigilia di Natale, la vigilia di Natale, come il baccarà, come tanti altri pesci che si appunto utilizzano nel venerdì della vigilia. In questo caso i bigoli con la salsa hanno una caratteristica di avere questa sapidità particolare, e quindi abbiamo scelto un vino sapido come il Durello. Durello in questo caso tranquillo, non spumantizzato, è un vino che si presenta con questi profumi anche freschi, dicevo un'altra, già detto comunque lo ripeto, di fiori, per ricordare appunto anche i fiori del cappero in questo caso. Il vino è un vino tranquillo, bianco, che dicevo prima, e si presenta, è bello. Grazie. E naturalmente piacevole come abbinamento. Il nostro Giorgio è un poeta nel spiegare, diciamo, le qualità del vino. È bello, il vino è bello, sì, ma soprattutto che essere buono, è buono in bocca. Allora, bello, ma soprattutto dureo. Dureo, ma dureo. Come che dice quello del dureo?
tutto un altro bere. Invece noi altri a Padova diciamo, chi che lavora magna e chi non lavora magna e beve. Dura, ma si tratta bene.